Amici bellini, quanto odio avere ragione, mai come questa volta odio avere i capelli lunghi, purtroppo questo è. Per voi è passata almeno la nottata, nel senso che... Ehi, dimmi. Vuoi un pochino? Ah, grazie. Sì, prendi un pochino, prendi. Ma l'hai fornuto praticamente, già l'hai finita. Ma tanto io non sono tifoso, loro lo sanno, non sono tifoso. È solo un gioco, un gioco. Chiudo la porta. Non so se questo video sarà uno completo oppure se dobbiamo dividerlo in più parti. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così lo saprete, perché io credo che dobbiamo fare più di un discorso tattico, approfondimento, discorsi più generali. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, la buona notizia è che la webcam è tornata. Chi mi ha seguito ieri in live avrà visto che a un certo punto si è rotto tutto, si è surriscaldato l'ambiente. Lì ci devo mettere un condizionatore perché altrimenti non possiamo resistere tutta l'estate. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, le cose belline degli amici bellini che lo faranno. C'è anche il canale Telegram sotto, così non vi perderete nessuna notifica. Ma devo registrare che Sergio Nifosi, benvenuto, ci sono persone nuove. E ieri la live penso che abbiamo già superato, è ancora sera qui a New York, abbiamo già superato i 30.000 le 30.000 visualizzazioni, ovviamente dei lurcatori, ma va benissimo, me lo devo aspettare, è ovvio. Il Napoli esce clamorosamente come da copione dalla qualificazione in Champions League e quindi arrivano tutti. Io mi sto confrontando con questa realtà di YouTube per il primo anno, insomma, in maniera assidua e costante. E qui non mi posso aspettare che improvvisamente i bambini tifosi delle altre squadre non vengano a dire Napoli ci sta tutto, pistacchi distribuiti in giro. Mi dispiace che però sono comparsi anche dei tifosi del Napoli che sono stati ben zitti per tutto questo tempo, dove il Napoli faceva bene, completava questa rincorsa, una cavalcata incredibile. Sono stati zitti, però ascoltavano, perché molti, ho letto poi dei commenti, fai adesso l'analisi tattica, tu, Lota, tu e quella... Va benissimo. Quindi mi fa piacere, vuol dire che nel bene o nel male a me seguite, quindi va bene. A livello personale sono contento. Sono contento anche di tutto il percorso che ha fatto il Napoli nel girone di ritorno. Il Napoli chiude a 43 punti, che non è poco. Il Napoli chiude con 24 vittorie, solo dietro all'Inter, terzo migliore attacco, terza migliore difesa. Poi i risultatristi, va benissimo, io me ne sono appropriato, Fabio, di questo termine, è troppo bello, è geniale. I risultatristi ovviamente devono dire fallimento assoluto perché non siamo andati in Champions, eccetera eccetera, e va bene. Non vi posso far cambiare idea, ma non posso nemmeno accodarmi alla banalità generale e dire adesso vergogna, tutte queste cose. No, non è questo che facciamo noi, e non lo faremo adesso e non lo faremo, penso, mai, perché proprio il modo in cui io faccio il canale è diverso, e continuerò così, quindi prendere o lasciare. Vi potete disiscrivere, potete guardare solamente senza iscrivervi, potete insultarmi, va benissimo. Io dovrò fare un po' di cernita, quelli che sono bellini restano e quelli altrimenti non fa niente. Andiamo all'analisi tattica, perché credo che oggi ha senso parlare della partita fallita, e poi faremo un discorso a parte. Penso che tra un'ora uscirà un altro video, non so se vorrò parlare di Gattuso, insomma, considerazioni finali sull'allenatore, o anche ci sono talmente tanti discorsi da fare per il futuro che spero di non perdere il filo. Ma andiamo con un Amrabat nel live match da questa parte e vediamo un pochino come si è schierato il Napoli, e lo facciamo un giochino? Lo facciamo il giochino degli errori di Gattuso, quelli a posteriori ovviamente, no? Perché è più facile, ovviamente. Io però sono onesto, devo essere coerente. Io ho chiesto a gran voce l'inserimento di Demme per questa partita, non sono stato accontentato. Mi dicono, fonte interna mi dice che Demme sta lottando con una tallonite da qualche settimana, e quindi spiegherebbe anche l'utilizzo di Bakayoko. Però
Ovviamente non avendo noi conferme, avendo la bocca tappata Gattuso e non è più l'allenatore del Napoli, notizia incredibile, non lo possiamo sapere, quindi io ho ipotizzato che la presenza di Bakayoko potesse servire per contrastare Kalinic nei lanci lunghi che il Verona ha fatto. Il problema dove è stato, ragazzi, perché poi analizzeremo la prestazione di ogni singolo giocatore. A me Fabian è piaciuto, sinceramente mi è piaciuto, si è fatto vedere, ha preso il pallone dappertutto, ha cercato di impostare il gioco, forse non sveltissimo, ma la sveltezza del pallone è dettata anche dai movimenti che ti fanno i giocatori intorno. Se Fabian dà il pallone a Di Lorenzo e Di Lorenzo non ci arriva perché non ce la fa, ovviamente la palla gira più lentamente perché gliela devi dare addosso, non gliela puoi dare sulla corsa. Di Lorenzo questo ha fatto nelle ultime partite, stantuffo inesauribile che gliela potevi dare sulla corsa, le sovrapposizioni. Però non lo facciamo il giochino delle sostituzioni a priori, perché no? Di Lorenzo stava malissimo, avrebbe potuto giocare Yusai a destra con Mario Rui a sinistra perché Mario Rui era più fresco, quindi Yusai ancora una volta uno sforzo incredibile magari sull'altra fascia, perché Yusai proprio sulla sinistra viene uccellato da Faraoni, purtroppo da lancio lungo dalle retrovie, e Yusai ce l'ha sulla coscienza l'1-1, quindi si può dire anche Yusai non sia mai, sei tornato, hai fatto un finale di stagione straordinario, abbiamo tutti quanti detto anche meriteresti il rinnovo, altro che Mario Rui, bene, è venuto meno Yusai di nuovo, ragazzi, Yusai non sia mai. La canzone Fragili mentalmente torna paurosamente di moda e purtroppo è così, quindi potevi mettere Yusai a destra e Mario Rui a sinistra, non l'hai fatto, Gattuso out. Di Lorenzo è quello che è venuto proprio meno. Meret, non so, voti in giro, non mi interessano i voti, io i voti non li do, a parte qualche uscita semplice, alta o bassa, dove mi è piaciuto, e signori miei, il gol Meret mano moscia, il gol non era così angolato, la tocca, non la devia abbastanza e il pallone finisce in rete. Mano moscia, non può essere anche lui esente da considerazioni. Perché non hai fatto giocare Ospina, Gattuso? Nel giochino ci entra anche lui. Manolas non mi è dispiaciuto, Rachmani probabilmente migliore in campo, se la gioca con Fabian, perché Fabian veramente mi è piaciuto, forse l'unico che si è salvato nel primo tempo, poi nel secondo tempo sono calati un po' tutti ed è Rachmani che spicca per il gol fatto, per qualche intervento dove si è immolato, non esulta perché la sua ex squadra, vabbè, è grande rispetto per il Verona, va bene anche così, il fair play ci piace. Qualcuno potrebbe anche dire, però che cacchio, sti gol che ti potrebbe portare in Champions con la tua nuova squadra. Niente, rispetto per il Verona, va benissimo. Yusai purtroppo non sia mai, i limiti come al solito ce li ha fatti rivedere. Di Fabian abbiamo già detto. Bakayoko a me non è neanche dispiaciuto, qualche passaggio anche lui lo ha sbagliato, però ha fatto quella lotta sulle palle alte e secondo me, ragazzi, per come stava giocando il Verona, per come ci hanno aggrediti, per come erano sul pezzo e volevano assolutamente distruggere il gioco e far gol, secondo me Bakayoko ha tenuto in piedi la partita insieme a Rachmani per il primo tempo, altrimenti potevamo anche subire di più. Il Verona non fa tanti tiri, però alla fine le statistiche dicono 3 tiri in porta contro i 2 del Napoli, gli XG vedono il Napoli con 1.5, il Verona 0.5, insomma non sono stati pericolosissimi, però il Verona devi vedere poi l'intensità che ci hanno messo e far ridere. Ma il discorso dell'intervista a Juric secondo me merita un video a parte, lo farò più tardi, capace pure che escono 3 video oggi. Di conseguenza Lozano, signori miei, doveva giocare Politano, errore di Gattuso, vogliamo farle le cose così? Ovviamente Lozano era quello che aveva segnato la profondità nella partita di andata. Oggi Lozano, il problema è che ha giocato alla Politano, giocava molto spesso accompagnando, venendo indietro, inseguito a uomo, ed è complicato quando non hai il piede mancino ma hai il destro, è complicato poi rientrare al centro. Non è stata una gran partita di Lozano, quando è entrato Politano mi è sembrato più
pericoloso, quindi doveva giocare Politano. Altro errore di Gattuso. Insigne, mi dispiace, il capitano anche mi viene meno, sono parecchie partite che è nervoso, che non è brillante, fa sempre il solito lavoro di sacrificio e ci siamo, però si vede che ha subito tanto anche lui la rincorsa ed era alla fine del chilometraggio possibile, i miles della... stavo pensando a Dave Chappelle, questa è una battuta troppo volgare per questo canale. Idem si dica per Zielinski che ha finito la benzina. Ragazzi, la questione della benzina io purtroppo la devo mettere, poi possiamo parlare anche tatticamente. Gattuso non è stato capace di trovare dei correttivi quando il Verona ti pressa alto, ed è giusto, però più o meno la partita è la stessa di quella che ha fatto lo Spezia, e il Napoli però girando palla più velocemente è riuscito ad aggirare il pressing dello Spezia e lanciare poi Osimhen in profondità, che con i movimenti a far uscire si portava i difensori. Questa volta non è riuscito. Che vogliamo fare? Gattuso out. Ma Gattuso out veramente, finalmente ce lo siamo tolti dalle scatole, quindi non dobbiamo più ascoltare questa litania. Sono contento, non ce la facevo più, veramente non ce la facevo più, e sono solamente preoccupato per il prossimo, perché bastano 2 partite e ricominciamo da capo. Quindi anche Zielinski purtroppo con le polveri bagnate. Quando poi, vabbè, Osimhen anche, insomma, non brillantissimo, si è battuto, ma gli è mancato anche palloni giocabili, bisogna dire. Signori, quando entra Mertens io ho visto un altro Napoli. Ad un certo punto, con l'ingresso anche di Petagna, ci siamo trovati in una situazione ovviamente molto offensiva, con il rombo a centrocampo, con Fabian praticamente da solo, con Mertens dietro le punte a giostrare, Osimhen e Bakayoko a fare un po' di lotta, ma sono mancati i rifornimenti. Politano veniva un po' al centro, Di Lorenzo non aveva la forza per accompagnare l'azione, si è provato un po' di forcing, purtroppo questo è. Zielinski non è riuscito, e Mertens è riuscito perché se voi andate a rivedere le azioni, ovviamente che ha giocato a Mertens, no Mertens, e questo è un presagio, salutate Mertens, che questa è l'ultima partita di Mertens, secondo me. Mertens meglio di Zielinski nel rifornimento, dà un assist ad Osimhen che non riesce a concludere, smista parecchi palloni molto bene, non ultimo il colpo di testa di Petagna che finisce purtroppo sul palo esterno che sorregge la rete. Signori miei, questa è l'analisi della partita con il Verona. Il Napoli riesce anche a sbloccarla, ma su calcio piazzato, dopodiché un lancio lungo ci frega e il forcing finale non è abbastanza. Il Napoli non va in Champions League. Questa è l'analisi della partita, ma adesso noi dobbiamo fare l'analisi della realtà, e quindi tra un'ora su questo canale ci sarà un secondo video di approfondimento. Mi raccomando di non perderlo. Se volete lasciare qualche like lo fate per me, che non sto bene ovviamente, perché c'è qualcuno. Adesso segnatevi i nomi di quelli che con soddisfazione uno per uno hanno scritto finalmente, non se ne poteva, contenti, non vedevano l'ora che il Napoli fallisse questa occasione per dire eccoci finalmente che è un allenatore di me. Va benissimo, ci segniamo i nomi di tutti quanti voi, perché poi al prossimo voglio proprio vedere che direte, se comincerete al contrario, proprio per continuare a andare contro ed esalterete delle cose che magari non sono eccezionali, oppure se è la solita solfa e quindi non ce ne usciamo più. Da New York, Valerio Fluido è tutto, questo è solo il primo video, io credo che con la fine del campionato ne farò anche di più di video, accompagnatevi se vi pare. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,